L'estate è finalmente iniziata grazie alle ottime condizioni meteo di questo sabato, con code letteralmente chilometriche lungo la via del mare, direzione Jesolo, quando a partire dalle 10:30 del mattino auto ferme e traffico in tilt, già dopo la rotatoria aeroportuale Marco Polo, direzione Musile di Piave, e così a Caposile con la rotonda verso il ponte delle Barche, satura e intasata di mezzi in cerca di una strada alternativa verso il mare che non c'era, a meno che non si fosse deciso di optare per una partenza intelligente. Ma noi partiamo presto, A che ora? alle 6:30. Bisogna essere prudenti di evitare Esatto. rallentamenti e code. Esatto, sì. Strade congestionate anche sul ponte direzione Cavallino all'altezza della rotonda Picchi su via Fausta. Tanta coda per arrivare qui a Jesolo? Sempre, ma ogni anno, sì. Ogni anno. Poi ci parte la sera, avendo la casa, si è un po' più fortunati. Tutti in auto, moto, scooter e camper verso la spiaggia, con prenotazione degli alberghi verso il sold out per tutto il weekend, con un'occupazione media delle camere di circa il 90%. Per il weekend, sì, esatto. Weekend in famiglia però. Sì, esattamente. Così anche questi due ragazzi arrivati stamattina da Praga dopo aver viaggiato tutta la notte via bus, che riprenderanno domani per rientrare a casa nella ex Repubblica Ceca. So we can get sent. So enjoy. Thank you. Siamo intorno al 90-95% per questo weekend, finalmente un bel weekend di sole, caldo, ed è un po' il tempo che noi ci aspettiamo per il proseguo della stagione. I dati prodotti dal sistema H-Benchmark certificano una crescita di oltre il 5% dell'occupazione nelle ultime 2 settimane soltanto a Jesolo, e lo dimostrano le presenze lungo la spiaggia tra italiani in cerca di relax, Ragazzi, riposo. Dopo Sì. settimane troppo stress. Servono più soldi e meno lavoro. e stranieri, come questa compagnia di brasiliani a Jesolo direttamente da Rio de Janeiro. Buon divertimento! Grazie mille, Seguimento, ciao. a tutti, vieni qua che l'estate è iniziato. Vieni.